La regione siciliana conferisce un premio in denaro alle località costiere della Sicilia che lo scorso anno hanno ricevuto il riconoscimento internazionale di bandiera blu da parte della Fondazione per l'Educazione Ambientale cosiddetta FEA, di bandiera verde da parte dei pediatri italiani e di bandiera lilla da parte dell'omonima cooperativa che individua e premia i comuni che prestano particolare attenzione alle persone con disabilità. Si tratta complessivamente di 350.000 euro che sono stati assegnati con decreto dell'assessore regionale alle autonomie locali Andrea Messina e dell'assessore regionale all'economia Marco Falcone, tenuto conto del numero dei comuni beneficiari e della loro densità demografica. Ulteriori 63.000 euro sono andati a 3 comuni che hanno ottenuto il riconoscimento di comuni plastic free da parte dell'Omonia Onlus nazionale, un riconoscimento in denaro, precisa l'assessore Messina, che vuole essere un segno tangibile dell'attenzione del governo regionale alle buone pratiche adottate dai comuni. L'obiettivo che ci siamo posti è quello di premiare le amministrazioni virtuose, stimolare anche altri comuni e attivare iniziative capaci di salvaguardare l'ambiente costiero, migliorare la qualità del territorio e dei servizi e promuovere il turismo, premiare gli enti locali che sotto diversi punti di vista hanno saputo investire sulla difesa dell'ambiente e sulla fruizione del proprio patrimonio naturale con mare e spiagge, aggiunge l'assessore Falcone. È una scelta che rafforza il legame sinergico e costante che deve esserci tra la regione e i comuni. Del dialogo proficuo tra i livelli di governo si azionano buone prassi che possono sempre più diffondersi sul territorio. Le risorse assegnate previste dalla legge di stabilità regionale 2023-2025 sono destinate all'attivazione e al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza, promozione territoriale e turistica. Gli 11 comuni riconosciuti come località bandiera blu ricadono nelle province di Agrigento, Messina e Ragusa. A questi sono stati assegnati 200.000 euro, così ripartiti. Per la provincia di Agrigento, unico premiato è il comune di Menfi che ha ottenuto 11.603,28 euro, quindi la provincia di Messina, la provincia di Ragusa con 13.006,09 euro.